Ok. Andrea, volevo chiederti, come giovane attore, senti una responsabilità di prendere parte a progetti come appunto quello di Giorgio che racconta di diversità, di accettazione, inclusione, anche per un pubblico di giovani attori che magari ti seguono? Ma una responsabilità, e sì, è una responsabilità. Sai, io penso che capita a chiunque a un certo punto di guardarsi allo specchio e di non piacersi o di arrivare a un punto in cui odi il tuo corpo e di voler scappare dal tuo corpo e vedere come ti vedi se fossi fuori dal tuo corpo. Dunque, Giorgio è semplicemente diciamo, il livello massimo di questo discorso qua. Poi appunto c'è la disforia di genere, che è una condizione con la quale si nasce in un corpo maschile e ci si riconosce come femmine, e dunque questo porta a questa difficile decisione delle operazioni chirurgiche che poi portano a farti cambiare di sesso, di attributi, eccetera. Dunque sì, è una responsabilità, come interpretare tutti i personaggi, è una responsabilità. E appunto dicevamo, Giorgio racconta qualcosa di molto specifico, ma che in realtà contiene un messaggio universale, perché appunto tutti ci siamo sentiti in realtà come il protagonista, ci siamo guardati e non ci siamo riconosciuti, fino a poi invece a vedere quello che vorremmo essere. E il tuo personaggio fondamentalmente rappresenta il vero io di Giorgio, ma rappresenta forse anche il vero io di ogni spettatore. È possibile in realtà tramite il tuo personaggio rivedere anche noi stessi. Volevo appunto una riflessione su questa universalità di quel sorriso. Posso dire, hai detto praticamente tutto e sono felice, cioè sono felice che ti sia arrivato questo, perché poi Giorgio è un corto senza quasi parole, no? Cioè, il protagonista vive una condizione, un dolore, lo attraversa ma in maniera silenziosa, e anche il nostro incontro di sguardi attraverso lo specchio è un incontro senza parole. Il fatto che arrivi il messaggio in maniera così dritta, precisa e punga al cuore di me, te, di magari persone che, come dicevamo, hanno una problematica diversa, ma non per questo dissimile. È forse anche di più di quello che ci aspettavamo, però è veramente il cuore di quello che volevamo raccontare, cioè non esiste una diversità, non è giusto, non ha senso, ed è nostro dovere dar voce a una condizione che in questo momento è considerata in qualche modo, è stigmatizzata, quando in realtà non dovrebbe esserlo. È veramente aberrante che lo sia. Andrea, per preparare il tuo personaggio ti sei confrontato con dei ragazzi transgender o ti sei affidato invece al confronto con Arianna, la tua regista? Entrambe le cose, mi sono confrontato virtualmente con dei ragazzi transgender, mi sono confrontato con Arianna e mi sono confrontato con me stesso. Volevo farvi l'ultima domanda, il Sì. vostro è stato uno dei primi set che ha riaperto dopo il lockdown. Sì. Volevo sapere com'è stata questa esperienza di ritorno anche in un mondo un po' cambiato. Immagino anche il vostro set ha avuto delle differenze rispetto a quello che eravate anche abituati a vivere. Ma sì, sicuramente ci sono delle differenze, perché c'è questo distanziamento sociale, che io chiamerei distanziamento fisico, perché in fondo la socialità, il discorso del sociale, il film e la vicinanza spirituale, se vogliamo, c'è, quindi tutto ciò che è sociale va avanti, però fisicamente ci si deve distanziare proprio per evitare il Covid, dunque questa è la differenza. E un'altra differenza è sicuramente il fatto che uno va ad astrarsi dalla realtà, perché la realtà appunto in questo momento, nel 2020, è il Covid, le mascherine, il distanziamento fisico, mentre nel cortometraggio
stiamo parlando di un'altra epoca, magari di un anno fa, magari di 10 anni fa, ok? Non specificata, però appunto non ci sono mascherine nel cortometraggio. Dunque queste sono le due differenze secondo me. Grazie mille per il vostro tempo. Grazie. Grazie. Grazie.